Una veglia si è svolta ieri sera in memoria di Patrizia Russo, uccisa dal marito presso la chiesa della Badiola, dove era nata. Nonostante il maltempo, ampia è stata la partecipazione. Allerta allicata per l'esondazione del fiume Salso, avvenuta stanotte a causa del maltempo. Attivate tutte le misure per fronteggiare l'emergenza. L'Ente Parco Valle dei Templi ha avviato i lavori di restauro del posto di ristoro, che sarà trasformato presto in un nuovo polo culturale. Si è svolta stamani la convention del centrodestra a Palermo su un primo bilancio del governo Schifani. La consigliera comunale di Agrigento della DC Zicari interviene sull'attività amministrativa del comune. Siamo su Scherzi a parte. Il ministro Nordio a Palermo interviene sulle bocciature dei giudici di Roma per la permanenza dei migranti in Albania. Finanziato dalla Regione un nuovo pozzo nel comune di Cammarate, incontrata Serra Canale, un intervento di 450.000 euro. Presentato ieri alle fabbriche chiaramontane il libro su Enzo Lauretta, scritto da Stefano Miliotto. Si celebra domani la giornata mondiale per le missioni, intervista al delegato CESI, Monsignor Angelo Giordanella. Nonostante l'allerta meteo si giocheranno le partite di calcio, l'Akragas in trasferta a Sant'Agata Militello, il Castrum Favara incontrerà la squadra del Nissa, a Porto Empedocle si giocherà la partita con il Termini ma a porte chiuse. Buongiorno e benvenuti con l'appuntamento odierno di oggi, sabato 19 ottobre. Ieri sera un folto gruppo di cittadini, nonostante l'allerta meteo, ha voluto ricordare la scomparsa di Patrizia Russo, uccisa dal marito in provincia di Alessandria, nella chiesa Badiola, al centro storico. Le interviste. Ieri sera un folto gruppo di cittadini, nonostante l'allerta meteo, ha voluto ricordare la scomparsa di Patrizia Russo, uccisa dal marito in provincia di Alessandria, nella chiesa della Badiola, nel pieno centro storico di Agrigento, dove è cresciuta la vittima. Si è pregato per la povera Patrizia, ma anche per il marito Giovanni. Alla veglia di preghiera era presente anche il figlio della vittima, Francesco, che ha lanciato una sottoscrizione per aiutare nell'affrontare la spesa per il rientro della salma in Sicilia e per l'organizzazione del funerale. Le interviste. Sì, questa sera ci siamo dati appuntamento proprio in questa chiesa per rendere omaggio a Patrizia, una donna amata, rispettata da tutti noi, la cui vita è stata tragicamente spezzata dalla violenza. Patrizia era parte integrante di questa nostra comunità, nata e cresciuta vicino alla nostra chiesa, nella parrocchia appunto della Badiola. Oggi, con le fiaccole, questa sera, con le fiaccole accese, vogliamo ricordare il suo sorriso, la sua gentilezza e la luce che ha portato nelle nostre vite. Questa fiaccolata evidentemente non è solo un momento di ricordo, ma anche un atto di protesta contro il femminicidio, una piaga che, come ben sappiamo, ahimè, continua a colpire tante donne nel nostro Paese. E con le nostre preghiere e il nostro silenzio vogliamo dare voce a tutte le vittime e ribadire che c'è anche il nostro impegno per costruire una società libera dalla violenza di genere. E mentre ci stringiamo nel ricordo di Patrizia, che la sua memoria possa ispirarci a lottare per un futuro in cui nessuna donna debba più subire la stessa sorte. Sì, stasera siamo qui per la veglia della nostra amata Patrizia Russo, un qualcosa di terribile, indescrivibile. Sono atti che vanno condannati. Io conosco sia Giovanni, che conoscevo anche lei, penso l'intera comunità agrigentina è presa dallo sgomento, nessuno si aspettava una reazione del genere, quindi noi agrigentini condanniamo quest'atto, però anche, oltre che da sindaco, da medico, dico che dobbiamo anche puntare tanto sulla prevenzione, perché a secondo i segnali, a secondo quello che succede, ci sono sempre dei campanelli di allarme e bisogna immediatamente comunicarli a chi di competenza. Prego.
Buonasera, siamo qui riuniti nella chiesa della Badiola dove Patrizia è nata e cresciuta. Questa è la sua chiesa parrocchiale. Noi come persone vicine la ricordiamo con tanto affetto. Io in particolare la ricordo come la maestra di educazione motoria di mia figlia, insegnava all'Esseneto. Veramente cancellare è difficile il suo volto in questi giorni. Negli ultimi due giorni non ho fatto altro che pensare a Patrizia, una signora, una professoressa bravissima, piena di voglia di vivere, di entusiasmo, seguiva i ragazzi con tanta passione e la vedevamo sempre in giro anche con la sua famiglia. Purtroppo queste sono delle tragedie che a volte non hanno una spiegazione, però ci dobbiamo affidare alla provvidenza. Mi auguro e sicuramente sarà così, che il Signore possa accogliere Patrizia nella casa del Padre, insomma, diciamo stare per tutta la sua esistenza in cielo, accanto sempre ai figli che avranno tanto bisogno della sua presenza spirituale. Che idea si è fatto di quanto accaduto? Non saprei, è difficile dare una spiegazione, anche perché io conoscevo personalmente Patrizia, però non conoscevo molto il marito. Però per le persone che li hanno conosciuti non ci sono spiegazioni. Non ci sono spiegazioni per il fatto che apparentemente era una coppia molto affiatata. Patrizia si dedicava non solo al suo lavoro di insegnante, ma aiutava anche molto il marito, in quanto era imprenditore agricolo. E tutti ricordano questa coppia come una coppia affiatata. Quindi non saprei darmi una spiegazione, forse follia. Non si può dire altro, sono momenti di follia, di pura follia. È esondato stanotte il fiume Salso a causa del maltempo. Si sta intervenendo immediatamente per ogni emergenza. Sentiamo il sindaco di Licata Balsamo. Sindaco, un appello alla popolazione in un momento in cui si sta gestendo questa situazione emergenziale. È stato attivato il COC comunale e sono intervenute tutte le istituzioni, carabinieri, polizia, vigili del fuoco, vigili urbani, tutte le autorità, si è intervenuta la protezione civile regionale e provinciale, si sta facendo il massimo per mettere in sicurezza l'intero territorio, si sta intervenendo e si è aperto l'ufficio di solidarietà sociale del Comune di Licata con gli assistenti sociali, con il numero che è stato messo a disposizione affinché ogni emergenza possa essere facilmente segnalata. L'invito che faccio ai miei concittadini è non uscire di casa se non è strettamente necessario, per garantire e aiutare i soccorritori a dare soccorso dove effettivamente ve ne fosse di bisogno. Quindi li ringrazio anticipatamente, cortesemente, rimanete a casa.
A seguito della violenta ondata di maltempo che ha colpito, come dicevamo, la zona di Licata, causando l'esondazione del fiume Salso, su più punti la Regione Siciliana ha prontamente attivato il sistema di protezione civile per fronteggiare l'emergenza. Il presidente Schifani è stato con il capo del Dipartimento in contatto, Salvo Cocina, che ha già disposto l'invio del personale e dei mezzi del volontariato aggiuntivi provenienti anche da altre province per supportare le operazioni di assistenza alla popolazione colpita. La situazione a Licata, evidenzia Schifani, è critica e stiamo monitorando costantemente l'evolversi degli eventi. La protezione civile aveva già dato l'allarme ieri e stamattina abbiamo attivato tutte le risorse a nostra disposizione per garantire la sicurezza dei cittadini e il ripristino delle normali condizioni di vita il prima possibile. Ringrazio il prefetto, afferma Schifani, i vigili del fuoco, il personale della protezione civile, le forze dell'ordine, i volontari che stanno lavorando senza sosta per soccorrere le persone in difficoltà. E l'ente Parco Valle dei Templi ha avviato i lavori di restauro della ex area denominata il Posto di Ristoro, che sarà trasformato presto in un nuovo polo culturale dedicato al santuario e al tempio di Zeus, il servizio. L'ente Parco Valle dei Templi ha avviato i lavori di restauro dell'ex area del Posto di Ristoro, che sarà trasformato in un nuovo polo culturale dedicato al santuario e al tempio di Zeus, al fine di incrementare la vasta offerta culturale fruibile sia ai turisti che agli agrigentini. In occasione dei tanti visitatori che arriveranno nel 2025 per Agrigento, capitale della cultura, la struttura finalmente, dopo un lungo contenzioso sulla proprietà dello stabile, è passato in possesso all'ente parco. Attualmente lo stabile è coperto da una recensione necessaria per iniziare i lavori di restauro e per la sicurezza. Nella zona sita al centro della valle sorgerà anche un'area di sosta per le auto e l'intera ristrutturazione della zona, diventando così un insieme con il parco dentro il suo contesto. Sarà anche eliminato il muretto che conduce all'area archeologica dei tempi di Zeus e del Telamone, in modo da creare un'anticipazione che sarà la visita del Telamone stesso. Dopo la sua elevazione avvenuta qualche mese fa, alla presenza del Presidente della Regione Schifani e delle varie autorità. L'ente parco per l'occasione ha realizzato una convenzione con il Dipartimento Cultura dell'Università di Palermo, che sta portando avanti alcuni lavori di scavo nei pressi del santuario. Il costo dell'opera ammonta a circa 200.000 euro e sarà effettuato dall'impresa Cosefa Costruzioni di Agrigento. L'opera dovrà essere consegnata entro 180 giorni, entro il 3 marzo 2025. Il RUP è l'ingegnere Angelo Airò, la direzione lavori è affidata all'ingegnere Salvatore Pace, che ha curato anche i lavori di progettazione insieme al geometra Attilio Mallì. Passiamo alla politica. Stamani a Palermo, al Teatro Giolli, esponenti politici della coalizione di governo hanno tracciato un bilancio sulle azioni politiche e sociali portate a termine durante il periodo della legislatura. Viviamo un momento positivo sotto il profilo dell'economia finanziaria, abbiamo registrato, ve lo sapete, un aumento delle entrate fiscali che non può essere casuale naturalmente, è il frutto, anche se il trend è nazionale, questo a conferma di come stia lavorando molto bene il governo Meloni. Abbiamo l'esigenza di non solo sistemare i conti ma migliorare i conti, perché il rating è stato accentuato, è stato migliorato, il rapporto con il MEF è eccezionale. Abbiamo l'esigenza di indirizzare bene queste ulteriori risorse in politica di sviluppo, di crescita industriale, di crescita occupazionale, di povertà e poi l'emergenza naturalmente siccità, sulla quale siamo concentratissimi e faremo forti interventi anche nella manovra di assestamento. Confermo che siamo sulla strada giusta. Peraltro lo spread, quello che una volta veniva considerato come un dato di allarme, è oggi il migliore nei confronti della Francia degli ultimi 3 anni, nei confronti della Germania negli ultimi 3 anni, nei confronti della Francia dal 2010. Quindi sia per quanto riguarda il giudizio internazionale che viene dato dai mercati attraverso le previsioni delle agenzie rating che hanno migliorato il giudizio sull'Italia, sia attraverso lo spread, cioè il differenziale rispetto a Germania e Francia, che è notevolmente migliorato, e in più dobbiamo aggiungere i dati reali. Il tasso di inflazione in Italia
è il più basso tra i grandi paesi europei, molto inferiore rispetto alla Germania, alla Francia, alla media Unione Europea. Quando siamo giunti al governo l'inflazione era un tasso dell'11,8%, ora è lo 0,7%. Il PIL italiano cresce. Oggi rendere conti ai cittadini di quali sono i risultati colti in 2 anni di governo è un rispetto non soltanto dei propri elettori, ma credo di tutti i cittadini italiani. Credo che oggi possiamo dire con certezza che l'Italia ha ripreso a camminare, ha avuto una crescita sul piano economico, con una crescita degli investimenti, del PIL e soprattutto un forte incremento su quello che è praticamente anche il gettito fiscale. Questo è testimonia di una politica sicuramente economica importante, ma si può dire che in questi 2 anni l'Italia ha anche riacquistato autorevolezza sul piano internazionale. 2 anni di governo Meloni, 2 anni di successi. Notizia di ieri che le agenzie di rating promuovono l'Italia in maniera convinta, i successi, i conseguimenti rispetto alla nostra postura internazionale, rispetto al gettito fiscale, rispetto alla ripresa dell'economia, rispetto anche appunto all'autorevolezza che questo governo oggi ha sul piano internazionale, sono sotto gli occhi di tutti. Sempre sulla politica interviene il consigliere comunale della DC Roberta Zicari, affermando in una nota come ormai il Consiglio Comunale è diventato, scherzi a parte, il servizio. Il consigliere comunale di Agrigento della Democrazia Cristiana Roberta Zicari afferma nella sua nota come ormai il Consiglio Comunale di Agrigento è diventato, scherzi a parte, giunti al 4 anno di mandato elettorale, posso affermare, dice la Zicari, che aspetto come salvifico l'inviato di una nota trasmissione televisiva a entrare in aula e gridare siete su scherzi a parte. Nell'ultima seduta del Consiglio Comunale abbiamo scoperto che tutto il lavoro e tutte le idee proposte dal Consiglio Comunale di Agrigento sul trasporto pubblico locale, trasporto notturno, universitario, per le periferie, abbonamenti agevolati, non sono entrati nel progetto dell'amministrazione stessa, ma saranno indicati come offerte migliorative, cioè optional. Avete capito bene, dopo 2 anni di lavoro e diverse proroghe, l'idea dell'amministrazione comunale di Agrigento è la stessa di 17 anni fa. Vogliono tenerci ostaggio del passato, afferma la Zicari. Il bando sul trasporto pubblico locale, l'esternalizzazione spinta dei parcheggi, la cementificazione di Villa del Sole non sono accuse vane, ma fatti concreti che parlano di un pericoloso ritorno agli anni 90. Visto che siamo all'ultimo anno di mandato, afferma la Zicari, e che queste scelte bloccheranno la città per almeno i prossimi 10 anni, non è forse il caso di fermarsi un attimo con la svendita della città o quantomeno convocare un consiglio comunale aperto per ascoltare la città e avere il coraggio di comunicare con grande sincerità che ci stanno riportando indietro assumendosene le responsabilità. È il ministro della Giustizia Carlo Nordio, sempre oggi a Palermo, per partecipare a un convegno della Camera di Commercio, ha parlato della bocciatura dei giudici di Roma ai centri di permanenza e il rimpatrio dei migranti, appena inaugurati dal governo Meloni in Albania. Sentiamo il servizio da Palermo. Non è una polemica contro la magistratura alla quale io in un certo senso mi onoro ancora di appartenere, benché sia in quiescenza, contro un tipo di sentenza che non solo noi non condividiamo, ma che riteniamo addirittura abnorme, perché non può essere la magistratura a definire uno Stato più o meno sicuro. C'è una sentenza della CEDU che io ho letto attentamente, tra l'altro in francese, non dice affatto quello che almeno dai secondi giornali è riportato essere stato il motivo della sentenza di Roma. È lo Stato che deve decidere, è una decisione di alta politica e tra l'altro aggiungo queste decisioni rischiano di creare degli incidenti diplomatici, perché definire non sicuro un paese amico come il Marocco può anche creare dei problemi. Ma vorrei anche aggiungere che se noi ritenessimo che non sono sicuri i paesi dove vigono delle regole che noi abbiamo ripudiato, per esempio la pena di morte, allora nemmeno gli Stati Uniti sarebbero un paese sicuro. Oppure dove vigono le pene corporali.
E allora questi paesi dovrebbero addirittura essere, come dire, espulsi dalle Nazioni Unite, perché non sono nemmeno paesi sicuri. Ecco, queste sono questioni di alta politica che non possono essere e non devono essere lasciate alla magistratura e non saranno lasciate alla magistratura. Cioè, cosa significa? Come se ne esce da questa situazione? Con dei provvedimenti legislativi. In arrivo un finanziamento di 450.000 euro per un nuovo pozzo nel comune di Cammarata, il servizio. Il sindaco di Cammarata, Giuseppe Mangiapane, comunica che la cabina di regia regionale ha finanziato la realizzazione di un nuovo pozzo artesiano in contrada Serra Canale a Cammarata per un importo di 450.000 euro. È un progetto che perseguiamo da tempo, afferma il sindaco. Finalmente è diventato realtà grazie alla nostra dedizione e lungimiranza. Il nostro è uno dei pochi progetti presentati per un nuovo pozzo completo di indagini geoelettriche e relazione geologica. Un ringraziamento particolare, dice il sindaco, va al dottore Giambrone per il suo prezioso supporto a titolo gratuito negli studi preliminari che portiamo avanti già dal mese di gennaio. È doveroso esprimere gratitudine anche al direttore della Protezione Civile regionale, l'ingegnere Salvo Cocina, al direttore del Lati Idrico Enzo Greco per il loro determinato lavoro nell'affrontare questa terribile emergenza. Un ringraziamento speciale va infine a nome mio e di tutta l'amministrazione comunale al Presidente del Consiglio Francesco Viola, all'assessore regionale Di Mauro, che hanno seguito l'iter con impegno e dedizione. Il loro supporto è stato fondamentale per ottenere il finanziamento. È un risultato storico per Cammarata, afferma il sindaco, poiché ci permetterà di assicurare una nuova e preziosa fonte di approvvigionamento idrico particolarmente cruciale, visto il ridotto apporto della sorgente San Michele. È un risultato significativo non solo per il nostro comune, ma per l'intera provincia, alla quale siamo determinati a offrire il nostro sostegno per superare questo complesso periodo di crisi idrica. Presentato ieri alle Fabbriche Chiaramontane il libro Ritratto di Enzo Lauretta, curato dal presidente del Centro Studi Pirandelliano, Stefano Miliotto. Noi abbiamo seguito l'evento. Stefano Miliotto, oggi si presenta il libro Ritratto di Enzo Lauretta, a 100 anni dalla sua nascita e a 10 anni dalla morte. È per la verità un pretesto, questo della presentazione di questa mia monografia che io ho dedicato a Enzo Lauretta, un pretesto perché vogliamo celebrare Enzo Lauretta nei due anniversari, quello della nascita 1924, quindi avrebbe compiuto 100 anni, e quello purtroppo della morte perché quest'anno ha compiuto 10 anni, essendo morto nel 2014. Siamo veramente fieri di aver potuto fare questo lavoro da dedicare a Enzo Lauretta innanzitutto come uomo di cultura, ma anche come scrittore, ma anche come politico, perché l'attività di Enzo Lauretta ricopre una vasta gamma di campi e gli agrigentini lo sanno bene perché la presenza di Enzo Lauretta è indelebile, avendo lasciato nella storia d'Agrigento un'orma così profonda che ci vorranno secoli per potersi cancellare. Tra le tante cose, una che resta a ricordo dell'opera di Lauretta, che è stata molto vasta nei campi, come diceva lei. Sì, ma insomma, pensiamo al centro studi pirandelliani, che sono ormai 50 anni che l'ha fondato, era il 1967 e che tuttora è in grandissima attività. Già quest'anno siamo al 61esimo convegno, il che vuol dire tanto, è una formula straordinaria perché mette insieme l'università e la scuola media superiore. I luminari hanno i loro contributi originali che li presentano al centro, gli studenti invece sono presenti con elaborati sull'opera pirandelliana. È un convegno altamente educativo, perché gli studenti quando se ne vanno
lo dicono loro stessi, lo confessano, si sentono altro, si sentono più ricchi, si sentono più cresciuti nella cultura. Un convegno che però ultimamente non ha avuto luogo di svolgimento qui ad Agrigento, ma è dovuto emigrare a Palermo. Beh, è dovuto emigrare a Palermo perché qui non si trovano i sostegni finanziari necessari. A quelli che mi chiedono perché non si fa ad Agrigento, io dico questa domanda non la dovete fare a me, intanto come ex presidente, come già presidente, ora bontà dei soci del centro, sono un presidente emerito, ma la domanda va rivolta a coloro i quali presiedono enti che non finanziano, che non danno contributo al centro. Io non saprei rispondere, ecco, loro probabilmente avranno le loro motivazioni. Per Capitale della Cultura si può pensare a un ritorno ad Agrigento nel 2025? Noi già abbiamo prodotto le nostre istanze, la Presidente, la professoressa Pace con altri soci hanno fatto incontri diversi col Sindaco per una intesa. Fino a questo momento non posso dare una risposta, io personalmente non posso dare una risposta, ne penso possono rispondere la Presidente o gli altri soci del... C'è chi ha proposto oggi di intitolare Via della Vittoria a Enzo Lauretta. Beh, insomma, sarebbe ora, per la verità, che Enzo Lauretta fosse ricordato con qualche cosa di concreto, o l'intitolazione di una via, o un mezzo busto, o una piazza, o addirittura un istituto, una struttura importante per quanto riguarda la cultura. Ma fino a questo momento non si è visto nulla. I miei amici e amici di Enzo che vivono lontani di questo si meravigliano. E io dico vabbè, meravigliamoci. E domani, 20 ottobre, la Chiesa celebra la Giornata Mondiale per le Missioni, come dal tema indicato da Papa Francesco per la riflessione Un banchetto per tutte le genti. Sentiamo in merito Monsignor Angelo Giordanella, Vescovo di Mazara del Vallo e Delegato Cesi per la cooperazione missionaria tra le Chiese. La Giornata Mondiale Missionaria vuole ricordare alle nostre Chiese che bisogna vivere la fede come comunione e unione con il Signore, in ascolto della parola e dell'Eucaristia, ma dall'altra parte ci invita alla missione. Allora la Giornata Missionaria Mondiale ci vuole ricordare che come Chiesa siamo Chiesa missionaria, mandata, inviata a portare il Vangelo. Il tema di quest'anno ci aiuta, così come Papa l'ha formulato, ci aiuta a sederci a mensa, e la mensa è il segno sia della comunione, la famiglia che siede a mensa si nutre non soltanto del cibo, si nutre dello stare insieme, del guardarsi negli occhi, e nello stesso tempo il nutrimento serve per poi ognuno possa vivere la vita con il proprio compito, con la propria missione e la propria vocazione. Per cui una fede che diventa missionaria, una fede che si contagia. Oggi la domanda che dovremmo porci più facilmente è non perché la gente non viene, ma la domanda vera è: ho una fede tale da saper attrarre altre persone, da far interrogare se vivono così, se sono così gioiosi, se sono così uniti, se sono così impegnati. Ho una fede tale da essere attrattiva per tante. Questo è il primo compito della missione. Linea da regia per la pubblicità.
A Palermo i carabinieri hanno eseguito un decreto di confisca e sequestro di beni a Cosa Nostra per 1.200.000 euro. Il provvedimento è stato emesso nei confronti di Girolamo Ciresi, boss del mandamento di Porta Nuova, e di Salvatore Fiorentino, della famiglia mafiosa di Tommaso Natale. Ce ne parlano meglio i colleghi di Palermo. Confiscati e sequestrati beni per 1.200.000 euro ai danni di Cosa Nostra. I carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Palermo hanno eseguito 2 misure patrimoniali nei confronti del boss del mandamento di Porta Nuova, Girolamo Ciresi, e di Salvatore Fiorentino, che avrebbe fatto parte della famiglia mafiosa di Tommaso Natale. Per Ciresi, in seguito alla sentenza della Corte di Appello pronunciata lo scorso giugno, è stata dichiarata irrevocabile la confisca di primo grado emessa nel gennaio del 2022 dalla sezione misure di prevenzione del Tribunale del Capoluogo. L'uomo, 76 anni, era stato arrestato nel corso dell'operazione Pantarei perché coinvolto nelle estorsioni a imprese e negozi al Borgo Vecchio. Le indagini condotte dalla procura hanno permesso di dimostrare che i beni del mafioso, per un valore di 700.000 euro, fossero in realtà il frutto delle sue attività illecite. Da qui il provvedimento irrevocabile di confisca di un appartamento a Palermo, di una villetta e di un terreno a Carini, nonché di 8 conti correnti. Per Fiorentino, 42 anni, arrestato nell'operazione Bivio per aver fatto parte della famiglia di Tommaso Natale, è scattato un decreto di sequestro di circa 500.000 euro, emesso il 27 settembre dalla sezione misure di prevenzione del Tribunale di Palermo. I carabinieri hanno sequestrato un ufficio di 15 stanze in via Perpignano, un'auto e un conto corrente bancario. A Barcellona Pozzo di Gotto i rifiuti sono stati smaltiti irregolarmente, nei guai 3 imprenditori del Messinese. Rifiuti smaltiti irregolarmente per abbattere i costi. È questo quanto sarebbe emerso da un'indagine nel Messinese, dove i carabinieri hanno notificato il divieto temporaneo a svolgere attività imprenditoriale a 3 imprenditori messinesi accusati di traffico illecito di rifiuti e frode nelle pubbliche forniture. Il blitz disposto dalla procura è stato portato avanti dai militari dell'Arma della compagnia di Barcellona Pozzo di Gotto e dal nucleo operativo ecologico di Catania su coordinamento della direzione distrettuale antimafia. Dalle indagini sarebbe emerso un collaudato sistema finalizzato ad abbattere i costi violando le rigide normative in materia di raccolto, trasporto e smaltimento. I rifiuti, secondo l'accusa, non venivano pesati e i documenti di trasporto avrebbero riportato dati falsi sul produttore, quantità e tipologia. I rappresentanti delle imprese avrebbero usufruito anche della complicità di qualche dipendente che, dopo aver eseguito la raccolta differenziata, avrebbero trasferito i rifiuti nei compattatori per lo smaltimento senza distinguere le varie tipologie, smaltendo quindi anche materiale pericoloso. Gli investigatori avrebbero accertato un'illecita miscelazione di rifiuti per oltre 55 tonnellate. Tale attività illecita avrebbe consentito alle imprese di risparmiare sui costi di trasporto, dimostrando una produzione maggiore di raccolta differenziata in linea con gli standard imposti e facendo figurare, attraverso falsa documentazione, la regolare esecuzione del contratto di appalto. Nel corso dell'indagine, nel 2021 e nel 2022, erano già stati sottoposti a sequestro preventivo alcuni centri comunali di raccolta ed isole ecologiche nella zona interessata, ove, tra l'altro, i carabinieri, con l'ausilio dell'ARPA, in occasione di ispezioni, avevano rivelato diverse violazioni e irregolarità nelle attività connesse al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti. I carabinieri hanno eseguito un sequestro preventivo dei complessi aziendali e delle quote sociali delle 3 imprese. Tuttavia, per non inficiare sullo svolgimento del servizio di gestione rifiuti dei comuni interessati, le imprese potranno continuare ad operare sotto la guida di un amministratore giudiziario nominato dall'autorità giudiziaria. Il procedimento si trova comunque nella fase delle indagini preliminari e per gli indagati vale il principio di non colpevolezza fino ad eventuale sentenza definitiva di condanna. È lo scrittore italo-francese realmontino di origine, noto per il premio Dina Russiello, amico e biografo di Marcello Mastroianni, tra gli organizzatori di un evento che lo ha ricordato. Ce ne parla meglio Margherita Trupiano.
In occasione dei 100 anni della nascita di Marcello Mastroianni e in concomitanza dell'apertura del Festival del Cinema di Roma, la Scuola Internazionale One Language Center, in collaborazione con lo scrittore italo-francese originario di Realmonte, Pascal Schembri, hanno reso omaggio al grande attore con un'installazione evento letterario cinematografico unico nel suo genere. L'esclusivo momento dal titolo Dalla penna al cinema, viaggio nella scrittura da Marilyn Monroe a Marcello Mastroianni si è svolto nei giorni scorsi presso la sede della prestigiosa Scuola Internazionale di Roma alla presenza di molte illustri personalità, giornalisti e intellettuali romani e internazionali. Moderati dalla professoressa Mary Rosati, direttrice della scuola, hanno relazionato il professore Ciro Maddaloni. Esperto in politica internazionale, la professoressa Franca Katia Ranieri, dottore di ricerca in geopolitica, e la giornalista e critico musicale Stella Camelia Enescu. L'installazione ha visto anche l'interpretazione di Marcello Mastroianni da parte dell'attore Fabrizio Perchiunno, che ha commosso tutti i presenti citando frammenti di quotidianità inediti al pubblico, e ha toccato l'animo dello scrittore Pascal Schembri, che fu amico e biografo di Marcello Mastroianni. La serata è stata presentata dal direttore marketing Marco Casciani, che al termine della rassegna ha consegnato un riconoscimento agli intervenuti, che si è conclusa poi con un brindisi di commiato. E il giorno 22 prossimo si svolgerà a Palermo, presso la sala Piersanti Mattarella, all'Assemblea regionale siciliana, un convegno dedicato al centenario della nascita del politico Dino Grammatico, dal titolo L'uomo, il letterario e il politico. Sentiamo l'onorevole Giuseppe Biga, organizzatore dell'evento. Il 22 ottobre prossimo si svolgerà a Palermo, a Palazzo dei Normanni, un convegno dedicato nel centenario della nascita a Dino Grammatico, dal titolo L'uomo, il letterato e il politico. Qui siamo a Custonaci, la città dove Dino Grammatico è stato sindaco per 15 anni. Dino Grammatico, di cui celebriamo quest'anno il centenario della nascita, è stato un grande politico siciliano, è colui che ha sdoganato la destra di governo, è stato assessore all'agricoltura del primo governo Milazzo, parlamentare regionale per 6 legislature, interprete di tante azioni politiche che sono sviluppate nel territorio, ma è stato contestualmente un grande uomo di cultura, letterato e poeta, con diversi premi che ha vinto. Qui ci troviamo nella città che lui ha governato per tanti anni e nella realtà trapanese, dove lui è stato protagonista assoluto. Ecco, col Centro Studi Dino Grammatico vogliamo celebrare questo uomo straordinario, che è uno dei giganti della politica e della cultura siciliana. Lo faremo martedì 22 ottobre alle ore 17 al Palazzo dell'Assemblea regionale siciliana, cioè dire Palazzo dei Normanni. Vi aspetto tutti per ricordare i 100 anni di Dino Grammatico. A Messina un convegno medico sull'epatite C, le interviste a Giovanna Spataro, rettrice dell'Università di Messina, al presidente dell'Ordine dei Medici Nazionale, Giacomo Caudo. È una campagna nella quale crediamo molto, tutta la rete sanitaria territoriale. Ormai sempre più dobbiamo avviarci alla prevenzione di malattie croniche, ma anche all'identificazione precoce delle stesse. La ricerca attiva dell'epatite, del virus dell'epatite C nella popolazione in generale è in grado di cambiare la storia naturale di questa malattia con effetti positivi sulla salute del singolo individuo, ma in generale della sanità pubblica. Il progetto consiste nella ricerca appunto attiva dei casi e quindi agganciare quanto più possibile un campione molto ampio di popolazione giovane, e di conseguenza tutte le figure sanitarie che a vario titolo possono occuparsi di prevenzione lo dovranno fare. Da un lato i medici di medicina generale per il loro rapporto costante con le persone, dall'altro i medici del lavoro, che vedono circa 15 milioni di soggetti in Italia ogni anno per obbligo di legge, e quindi vedono cittadini giovani e sani.
Oggi è una giornata veramente importante perché si tratta di una patologia veramente significativa che tanto danno ha portato nella sua storia in tutta la popolazione, e quello che molti non sanno è che oggi questa malattia può essere completamente debellata. Non ho detto una sciocchezza, dico veramente debellata, cioè noi potremmo cancellare questa patologia perché abbiamo le armi, abbiamo gli strumenti, stiamo cercando le risorse, ma questo può avvenire solamente se c'è un'adeguata informazione sulle potenzialità della scienza e anche sulla formazione di tutti gli operatori. La giornata di oggi va in questa direzione. Il primo passo è quello sempre di rivolgersi al proprio medico di medicina generale, laddove ci sono le condizioni naturalmente può essere sottoposta ai controlli che permettono la individuazione della malattia e la sua completa eradicazione, oltre naturalmente a tutta quella possibilità di prevenzione attraverso la vaccinazione, che è un altro aspetto da non trascurare. Sicuramente si può debellare, il virus è un virus che non persiste nell'organismo, per cui quando si blocca la sua attività di replicazione, di riproduzione per un tempo sufficiente viene ad essere eliminato dalla cellula, al contrario di quanto avviene per molti altri virus. Noi abbiamo avuto la disponibilità di antivirali straordinariamente efficaci che bloccano appunto la riproduzione del virus per un tempo sufficiente alla sua eliminazione dall'organismo. Quindi con 8 o 12 settimane, quindi 2 o 3 mesi, noi riusciamo ad eliminare il virus da un organismo, guarendolo dalla malattia correlata all'infezione, impedendo quindi automaticamente la diffusione del virus ad altri organismi. È un successo straordinario. Nel 2020 c'è stato il premio Nobel a alcuni dei maggiori scienziati in questo senso, un anno prima, 2 anni prima, l'Ascar negli Stati Uniti, perché è stata una vera e propria rivoluzione nella medicina, di cui ci siamo forse accorti un po' meno, visto la pandemia da SARS che ha un po' distratto. Su questi temi l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha spronato tutti gli Stati ad operarsi per individuare i soggetti positivi per questa infezione e farli curare e guarire, perché la terapia, cosa molto importante di cui parlavo prima, non ha effetti collaterali, quindi si può eliminare una causa di malattia e di morte importante senza effetti collaterali. Passiamo allo sport. Nonostante l'allerta meteo si giocheranno le partite interessate. L'Akragas giocherà fuori casa con il Sant'Agata Militello. Intanto la partita dell'Empedoclina contro lo Sporting Club Termini si giocherà regolarmente domani, anche se a porte chiuse allo stadio Collura. Vediamo anche una panoramica sportiva curata dal collega Carmelo Lentini in questo approfondimento. Si giocheranno regolarmente tutte le gare in programma con l'allerta meteo diramato in quasi tutte le località interessate. In molti comuni direttamente interessati a queste gare sono stati diramate i cosiddette allerta meteo, per cui quella che dovrebbe disputarsi è classificata come fortemente a rischio. Infatti questo pomeriggio alle 16 si anticipa città di Sant'Agata Akragas. In casa biancazzurra il tecnico Lilo Bonfatto non ha convocato 2 calciatori, il difensore Fragapane e il centrocampista Desiderio Garufo. Va ricordato che il prossimo mercoledì si dovrà giocare il turno infrasettimanale e la compagine dei Templi ospiterà il Ragusa. Per domenica invece il calendario propone dei match abbastanza interessanti, come la Castrum Favara, proveniente dalla prima vittoria esterna di campionato contro il Paternò, che ospita sul proprio campo la Nissa, mentre ad Acireale scende Lenna. Il Licata sarà invece di scena al Granillo contro la Regina, sempre domenica. In eccellenza, sempre con l'incertezza di un possibile rinvio per l'allerta regionale diramato dalla Protezione Civile, domenica prossima dovrebbero disputarsi i seguenti incontri, ma attenzione, il big match del Gurrera, ore 15:30 tra l'Unitas Sciacca e il capolista Athletic Club Palermo, dove sono in palio punti pesantissimi. Per quanto riguarda la compagine saccense, va detto che in queste ultime ore il calciatore Angelo Caronia
ha chiesto di lasciare l'Unitas Sciacca per motivi strettamente personali. Al suo posto è in arrivo il giovane argentino classe 2002 Facundo Margaritini ex Modica. In promozione girone C, l'Aragona cerca riscatto dopo la sconfitta in derby con il Camarat. Avversario di turno il Villarosa San Sebastiano, appena un punto sotto in classifica generale, ma c'è un derby tutto agrigentino in programma domenica. Gemini Casteltermini. Riposa invece il Camarat, il capolista, ma attenzione al Giarre che insegue a 2 punti che vincendo l'anticipo del sabato con il Vittoria potrebbe scavalcarlo. In agguato anche il Nicosia che sotto di 3, però vincendo a Santa Venerina, balzerebbe a pari punti. Una giornata sempre all'insegna dell'incertezza dovuto all'allerta meteo. Infine una notizia in prima categoria: il caso è risolto a Porto Empedocle per quanto riguarda lo stadio Collura. Finalmente una buona notizia, anche se si giocherà a porte chiuse la partita contro lo Sporting Termini e in programma appunto questa domenica a partire dalle ore 15:30. Si ringrazia l'amministrazione comunale, in particolare il sindaco Martella e l'assessore Picone per lo sforzo profuso in questi ultimi giorni, ma rimaniamo vigili e pronti ad altre proteste, si legge in una nota stampa della società Granata. Sempre per il calcio, nuovo derby siciliano, domani nel campionato di Serie D a Favara è attesa la Nissa, una partita importante per entrambe le squadre, alto il morale della squadra di Infantino che dopo l'eccellente risultato a Paternò spera di ripetere il successo e incassare 3 punti, ce ne parla meglio il collega di Favara Giuseppe Moscato. Ancora un derby siciliano nel campionato nazionale di Serie D. Domenica prossima qui a Favara la Castrum Favara ospita la Nissa. Una partita che giocata in eccellenza o giocata in Serie D ha sempre il suo fascino ed è sempre tanto attesa. Sicuramente i ragazzi di Pietro Infantino hanno il morale alto dopo la vittoria di domenica scorsa. Le 2 squadre comunque in questo primo scorcio di campionato hanno sicuramente fame di punti. La classifica è ancora corta, le partite sono soltanto 6, quindi c'è ancora un grande percorso da fare. Oggi allo stadio Brucoleri l'allenamento di rifinitura di mister Infantino per avere le ultime indicazioni sulla migliore squadra da far scendere domani. Una pecca purtroppo che si ripete ogni tanto, ovvero gli ospiti di Caltanissetta non possono venire allo stadio in quanto c'è una interdizione da parte delle forze dell'ordine. Sarà comunque una bella partita, tanto attesa e che sicuramente la Castrum Favara vorrà vincere. Ma sentiamo le interviste. Sicuramente è una partita sentita come quella dell'Agras, ma in questo momento noi dobbiamo pensare a fare punti. Io credo che al di là dell'avversario ci dobbiamo preparare per continuare il percorso che abbiamo fatto domenica, quella della risalita. Sappiamo di affrontare una squadra ben allenata, una squadra che è composta da giocatori che l'anno scorso hanno vinto anche i campionati di questo girone, però come ho detto sempre noi dobbiamo guardare a casa nostra, dobbiamo lavorare e continuare a lavorare in un certo modo e prepararci perché ogni domenica sarà difficile e se l'avversario e se noi non ci presentiamo come dovuto, come siamo, credo che l'avversario è più forte. Io, come ho detto domenica scorsa, sei riuscito a far togliere dalla mente ai tuoi ragazzi le 2 sconfitte consecutive e andare a vincere fuori casa. Questo è un lavoro importante. Ma sicuramente sì, credo che le sconfitte portano un po' di amarezza, e poi come sono venute pure, perché se perdi e non hai fatto la prestazione, sai dove lavorare e sai dove intervenire. Con queste 2 sconfitte soprattutto è stato un lavoro più mentale che tattico, tecnico, ma i ragazzi sono speciali, l'ho detto sabato prima di partire
con te sabato mattina prima di andare a Paternò, che noi abbiamo grande fiducia nel nostro gruppo, non abbiamo mai parlato, lamentato delle assenze, degli infortuni squalifiche. Noi abbiamo un gruppo che se la può giocare, sono ragazzi che stanno alzando la qualità, e credo che se riusciamo a fare risultato domani, credo che questa squadra può fare qualcosa di importante. E sappiamo anche che i tifosi ti tengono come noi ci teniamo, quindi noi abbiamo le idee chiare su quella partita e dobbiamo dare il massimo, dobbiamo uscire con la maglia sudata e cercare di prendere questi 3 punti. Sicuramente il morale è alto in considerazione anche della vittoria di domenica scorsa. Sì, sicuramente, però lo abbiamo già archiviato, prendendo le cose negative che abbiamo fatto in campo per poter migliorare per la partita di domenica, perché noi giochiamo partite per partite e sappiamo che se applichiamo le nostre idee possiamo mettere in difficoltà qualsiasi squadra. Il campionato di Serie D è duro, lo sappiamo tutti. Ti sei già fatto un'idea di quello che sarà il percorso in questa stagione? Sì, lo so, perché sono da 4 anni che gioco in questo girone e so che non è un girone facile perché ci sono tanti derby siciliani, però con la testa alta e rispetto per tutti, lavorando, noi pensiamo che possiamo fare di più. Certo, noi ogni settimana cerchiamo sempre di ripeterci di far bene, quindi la vittoria col Paternò ormai la lasciamo indietro e cerchiamo di guardare avanti e quindi di fare bene anche questa partita con la Nissa, che sappiamo anche che è una partita molto sentita qua, e cercheremo di dare tutto noi stessi e di portare a casa il risultato. 2 squadre, Favara e Nissa, che sono un po' accomunate, oltre che dalla vicinanza territoriale, in questo momento anche da una classifica, insomma, che non è tanto sorridente, però le partite sono ancora poco. Certo, siamo ancora a inizio campionato, però inizieremo comunque a far muovere la classifica, cercando appunto di portare a casa il risultato e di portarlo a nostro favore. Direttore, sia essa in campionato di eccellenza che in Serie D, l'incontro con la Nissa è sempre una partita molto attesa e sentita. Da qualche anno sì, perché l'anno scorso c'è stata questa rivalità, diciamo, calcistica, che è stata bellissima, quindi diciamo che si ripete anche in Serie D quest'anno, ma è chiaro che ogni partita ha il suo valore, quindi sarà come una partita importante, ma ce ne saranno anche altre. Come partono entrambe le squadre? Da che posizione? Entrambe con la consapevolezza che dobbiamo fare risultato noi e vorranno fare risultato loro, perché siamo in una situazione dove, ripeto, la classifica è solamente da vedere solamente come numeri, ma non è una classifica veritiera, perché se ne parlerà a fine novembre, forse anche fine dicembre. Il nostro morale sicuramente è su in relazione alla vittoria di domenica scorsa. Come ho sempre detto, io non lo so su questo, se i ragazzi il morale oppure quando perdono si abbassa, ma sicuramente dobbiamo sempre giocare al massimo, e io non mi sono mai entusiasmato quando vinco, ma non mi deprimo nemmeno quando perdo, quindi sto cercando di trasmettere queste ragazze. E questo è tutto per TV Notizie di oggi. Vi ricordiamo che i programmi della nostra emittente si possono vedere in tutta Italia sul canale 268 del digitale terrestre per chi ha le smart TV, in streaming sul sito www.televideoagrigento.tv e il telegiornale sul canale 93 di Video Sicilia alle 15, alle 20, con replica alle 9 del mattino. Questo è tutto per oggi e vi auguriamo un buon fine settimana, ricordandovi che i nostri servizi li potete visionare anche sul canale YouTube di Televideo Agrigento.